Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, buona domenica, ultima puntata della domenica di 131, puntata speciale per festeggiare la salvezza della Torres in Serie C. Con noi Giancarlo Lisai, uno dei senatori del gruppo rossoblu. Roberto Pinna, insomma, che dire, siamo in diretta dalla segreteria della Torres, alle nostre spalle veramente un pezzo di storia del club rossoblu. E non è Lisai, e non è sono Lisai, le bandiere, ovviamente, i i gonfaloni, visto che la settimana in cui si celebrano i 120 anni è la squadra di cui Giancarlo è stato degno rappresentante quest'anno, ha celebrato con la salvezza acquisita 1-1 contro la Fermana. Bastava un pareggio, però è stata una partita in cui volevate anche provare a vincerla. Tu sei entrato nel finale, alla fine è stata una lunga stagione anche complicata, ora è il momento di festeggiare per il ritorno tra i professionisti che la Torres tanto aveva inseguito. Centrale il primo anno una salvezza è comunque un traguardo importante. Assolutamente, era sicuramente il primo obiettivo che la società, la piazza, tutti noi ci eravamo preposti, è stato raggiunto, quindi siamo assolutamente felicissimi. Ecco, sentiamo anche un po' i cori, la musica, perché c'è davvero un Vanni Sanna animato fino a notte fonda, sicuramente da canzoni sassaresi e festeggiamenti. Giancarlo, forse il momento, no, migliore, la copertina della tua stagione è quel gol col Gubbio che ha, non dico dato la salvezza alla Torres, però comunque è una grossa fetta di questa salvezza. Beh, chiaramente anche quello ha servito, sono felice, ripeto, oggi è stata una partita ricca di tensione, dopo un'annata con sicuramente tanti alti e tanti bassi, però certo, arrivare all'ultimo così non è mai semplice, però abbiamo dato tutto quello che avevamo anche oggi, e sapendo che sarebbe servito per ottenere poi alla fine il risultato di inizio stagione. Ecco, sei un giocatore esperto di questa Torres, ti dico, te l'aspettavi così pazza questa prima stagione di ritorno dei professionisti per i rossoblu? No, anche perché ho sempre creduto tantissimo nei valori di questa rosa e ero convinto che avremmo potuto fare sicuramente molto meglio, però chiaramente poi strada facendo capisci che ci sono delle difficoltà, noi le abbiamo sempre affrontate con tanta grinta, con tanta voglia, e evidentemente doveva andare così. Alla fine comunque credo che questo risultato sia più che meritato. Ecco, prima di lasciarti andare, perché giustamente vuoi andare a festeggiare, c'è una cena con i compagni che va fatta in assoluto, oggi rivoluzioniamo un po' quella che è la nostra solita scaletta. Sei uno dei tanti sassaresi in qualche modo di questa Torre, siete davvero in tanti, oggi è esordito anche Carboni che ci stava, no? Come discorso sui vari sassaresi avuti in stagione. Quanto sono stati importanti, quanto è stato importante avere quest'anima legata molto alla città? L'abbiamo chiesto a Garau, l'abbiamo chiesto a Scotto nel post partita, lo voglio chiedere anche a te, nei momenti più difficili forse chi davvero ci ha tenuto ha trascinato tutto il gruppo. Questo non lo so, però chiaramente per noi del posto è chiaramente un grosso motivo di orgoglio stare qua e avere l'opportunità di mettersi a disposizione per questa maglia, per questa società.
Quindi forse da questo punto di vista per noi è anche più facile, quindi trovare le motivazioni, però bisogna fare veramente un plauso a tutti i ragazzi, a tutti i compagni che nei momenti più difficili tutti quanti sono riusciti a tirare fuori quel qualcosa in più che ci ha permesso di ottenere questo bellissimo risultato. Ecco, fuori sono le note di innamorato sempre di più, io ti saluterei così. Un'avventura, è stata un'avventura. Della Torres. Esatto, sempre innamorato della Torres. Fra, andiamo a vederci questo 1-1? Sì, lo stiamo già iniziando a vedere, adesso lo vedremo a pieno schermo, così possiamo anche salutare Giancarlo. Davvero, la canzone di Battisti, un'avventura, è stata un'avventura, Giancarlo, questa annata, meglio chiuderla in gloria, appunto, quindi andando a festeggiare. Soprattutto in gloria. Anche con i compagni, quindi grazie Giancarlo per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Ti aspettiamo presto, insomma, da qualche altra Sarà parte, ospite di diciamo così, 131 in qualche in trasmissione. varie salse. Esatto. Marcello Mura in regia, mandiamo pure, godiamoci questi highlights di Torres Fermana 1-1, due gran bei gol, va detto, sia quello della Torres che quello della Fermana. Andiamo. Di mandarlo. Proprio abbiamo visto le immagini di questo Torres Fermana davvero ricco di emozioni, fin dai primi minuti, perché la Torres non si può sicuramente dire che non ci abbia provato a vincere questa partita, c'era riuscita fino all'82esimo, fino alla perla di Fischnaller, davvero un gran gol per il Castiga Sarde, perché sì, bravo. L'avevamo detto nel prepartita, poteva essere l'uomo, no, più pericoloso, e così è stato, il miglior marcatore della Fermana. Per un attimo, per diversi minuti la Torres è stata addirittura davanti a tutte, anche superando la Fermana, l'Olbia, arrivare 13esima, 12esima sarebbe stato qualcosa di clamoroso per questa società, anche se poi guardando ai livelli, no, della stagione in corso non avrebbe rubato nulla, secondo me, la squadra rossoblù che è stata molto brava a scendere in campo con lucidità, lo possiamo dire. A parte il gol di Fischnaller non ha mai rischiato Garau, non ha fatto parate degne di nota, se non qualche uscita, qualche intervento come presa a terra. Una Torres che non si è fatta trascinare troppo dall'euforia, ha gestito bene, ha avuto diverse occasioni, qualcune le abbiamo viste e le stiamo rivedendo, dove Nardi ha avuto un buon da fare, si è messo in mostra, lui che è il secondo della Fermana, magari anche per il mercato, per la prossima stagione. Anche queste sono partite che servono forse a volte più ai singoli che alla classifica, quando sei già salvo.
e invece la Torres ha legittimato una salvezza che, guardando anche le avversarie che sono dietro i rossoblù, secondo me è meritata, perché per il gioco espresso, per la tensione difensiva è molto buono. Assolutamente sì. Stiamo vedendo appunto i gol di questa gara, le occasioni. Questo è il gran gol di Saporiti, uomo salvezza, Robby. Sì, uomo salvezza Saporiti, che non è la prima volta che fa questi gol importanti. Va detto che da quando è arrivato Alfonso Greco è stato rispostato da esterno di centrocampo e ha fatto davvero molto bene Edoardo Saporiti. Uno degli acquisti voluti, se vogliamo, anche da Stefano Sottili, che oggi forse è un po' l'uomo più sulla graticola del Vannissanna, perché il suo periodo non lucidissimo a livello di punti, soprattutto nella parte finale della sua avventura a Sassari, che è durata davvero poco, circa 3 mesi, non è passato inosservato dagli occhi dei tifosi. Saporiti sembrava un oggetto del mistero sotto la gestione Sottili, e invece poi si è rivelato un giocatore molto importante, tant'è vero che se la salvezza arriva oggi matematicamente, la firma comunque è la sua. Ecco, prima di sentire anche le voci dei protagonisti in sala stampa, è stata una sala stampa molto lunga rispetto al solito, giustamente, insomma, ultima di campionato, salvezza matematica e tutto. Vediamo anche la maglia celebrativa della Torres per i 120 che anni. Ha un po'. C'è a chi piace, c'è a chi non piace, però queste sono le esultanze dei sassaresi. Soprattutto a noi giornalisti in tribuna, con uno stadio che come il Vannissanna, che è abbastanza lontano rispetto alla tribuna, non è il massimo della vita, però i numeri non si vedono. Esatto, per fortuna si gioca una tantum e quindi va bene così. Tra altri 120 anni la rivedremo. Esatto. No, però dicevo, ecco, prima di andare a sentire anche le voci dei tanti protagonisti, abbiamo visto un po' di highlights, un po' di immagini principali. Questo 4-4-2 di Greco molto offensivo con Ruocco e Saporiti era un po' quello che si voleva fare in casa Torres dall'inizio dell'anno, no? Con Ruocco e Sanat, ti ricordi? Era questo un po' lo schema anche tattico di Alfonso Greco. Sì, addirittura si voleva partire con un 4-3-3, se vogliamo, nel ritiro di Arona. Comunque l'idea di Greco con questa squadra era sempre quella di avere degli esterni molto offensivi. In questo caso, da quando è tornato di fatto dalla partita contro l'Ancona, da cui in poi ha inanellato solo pareggio o vittorie, perché non ha mai perso la sua Torres nella sua seconda gestione in rossoblù. Ha usato quasi sempre gli esterni d'attacco usati a centrocampo. Va detto che comunque sia ha rivitalizzato non solo Saporiti, ma secondo me ha rimesso anche in moto un Ruocco che era lontanissimo forse dalla migliore condizione, però anche oggi è stato un bel peperino d'attacco, ha provato in più occasioni a colpire, non ci è riuscito, gli sta mancando il gol, che era una cosa che invece riusciva a trovare con più costanza nella prima parte di stagione, prima dell'infortunio. Io credo che Francesco Ruocco, mercato permettendo, e secondo me ancora non è tempo troppo esagerato di mercato, visto il brutto infortunio, potrebbe essere uno degli uomini da cui la Torres proverà a ripartire per la prossima stagione. Abbiamo visto anche un po' di immagini di pubblico, insomma un grande cornice di pubblico al Vannissanna oggi, circa 3.800 persone. Sì, per festeggiare questa permanenza in categoria tra i professionisti, perché ricordiamo poi il discorso vero è questo, cioè la Torres resta tra i professionisti insieme a Cagliari e Olbia anche per la prossima stagione, in attesa chissà poi di novità che non penso ce ne saranno, però sperare è sempre possibile che arrivi qualche altra squadra, si affacci nei prossimi anni dalla Serie D. Inizierei ad andare a sentire un po' le parole dei protagonisti, no? Iniziando proprio da quell'Alfonso Greco, che qualche sassolino si è tolto, già dalla prima risposta, no? Sì. Abbiamo l'intervento integrale del mister della Torres, quindi anche lì insomma c'è poco ciarliero, ma questo oramai non è una novità. Anche poche emozioni. Infatti, a un certo punto nella domanda di anche mister sembra che stiamo comandando l'1-1 di metà campionato. Esatto, invece la Torres è salva, però il mister le dosa giuste. E rimane, ha detto me ne tengo per me. Andiamolo a sentire allora Alfonso Greco in conferenza stampa. Ci credevo anche prima. E sapevo insomma a che gruppo arrivavo, con chi avevo a che fare, quindi per me è stato facile integrarmi subito e andare in sintonia con questi ragazzi, che poi sono stati bravi anche loro a compattarsi ancora più se ce ne fosse stato bisogno, però dal momento in cui sono stato richiamato non ero convinto insomma che saremmo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Ma forse in maniera, incredibilmente sono stato più apprezzato dopo l'esonero. Conveniva.
perché il mio lavoro forse è stato apprezzato dopo, però l'importante era raggiungere l'obiettivo e portare questa salvezza in porto, perché era troppo importante, insomma, per tutti, per l'ambiente, per la società, per i tifosi soprattutto, che ci sono stati vicini in questi momenti. E quindi sono contento e me la godo adesso, sinceramente. Ma sai, sono quelle giornate dove quando poi manca poco c'è quel pizzico di tensione, però la squadra già prima che iniziava la partita era convinta che avesse fatto il risultato. Siamo partiti anche bene, sinceramente, potevamo far gol subito in 2 o 3 occasioni, quindi non mi è passato banalmente in testa una situazione diversa di come è finita, ecco. No, penso stasera andremo a cena con la squadra, quindi ci sarà modo da festeggiare e poi le soddisfazioni me le tengo per me, ecco. Questa chiusa, no, Roby? Le soddisfazioni me le tengo per me. Ti posso dire che tra apertura e chiusa sono i momenti principali dell'Alfonso Greco a Sassari. L'apertura della conferenza stampa, veramente io ci credevo anche da prima, da prima dell'esonero, perché alla domanda su quanto ci ha creduto, no, dal suo rientro, la primissima cosa che ha detto quando è tornato a Sassari, ha detto: io vedo lo spirito salvezza, noi ci salveremo, e lui invece ha messo il sassolino nella serie. Io ci credevo anche prima dell'esonero, ovviamente, e poi invece ha rimarcato l'Alfonso Greco uomo che ormai abbiamo imparato a conoscere in questi anni, ovvero le emozioni me le tengo per me. Questo secondo me potrebbe essere croce e delizia della carriera di Alfonso Greco, questo carattere. Anche questa immagine, no? Così Guardalo, lui esatto, comunque a un secondo pronti, dall'inizio, o meglio dall'inizio della tutti festa, pronti ad abbracciarsi, ed è Lellomela il primo che va a spostarlo, perché lui potrebbe restare lì fermo, credo, per giorni, fin quando... non lo so, lui li vive così, Alfonso Greco li vive così, questi momenti di euforia e di gioia, e credo però che nella realtà Torres, per questa stagione, il primo anno di ritorno tra i professionisti, fosse l'uomo giusto. Poi l'ha dimostrato la classifica, l'ha dimostrato la salvezza di oggi, però parlando proprio in generale di qualità umane, questa capacità di essere innanzitutto capo espiatorio per i suoi giocatori, perché Alfonso Greco è un parafulmine perfetto per la piazza sassarese, e soprattutto la capacità di farsi scivolare addosso tutto sia, diciamo, la capacità più importante che secondo me ha trascinato il gruppo per la salvezza. Sì, tra l'altro, tornato Alfonso Greco sulla panchina della Torres, la Torres non ha più perso, tanti pareggi, una vittoria e 4 pareggi, giusto? Sì. Una vittoria e 4 pareggi, però intanto una striscia positiva dovuta anche a una tranquillità. Sentiremo poi anche le parole di Capitan Scotto, la salvezza del gruppo. Effettivamente è proprio questo, no? Quello che è sembrato da noi osservatori, appunto dall'esterno, un gruppo che col ritorno di Greco si è nuovamente cementato. Sentiremo anche le parole di Andrea Colombino, del direttore sportivo, che secondo me su questo sono abbastanza indicative, però è davvero la salvezza di un gruppo che ha voluto fortemente questa permanenza, questa riconferma tra i professionisti. Sì, è un gruppo molto particolare, poi quello della Torres, formato da molti giovani, perché pensiamo ai vari Buona Volontà, Gianola, Campagna, tutti i ragazzi che hanno sposato la causa da presto, praticamente da quando ancora non c'era certezza del futuro rossoblù tra Serie C e Serie D. Hanno dato il loro, però è un gruppo con molta sassaresità. Poi ne parlerà anche Gigi Scotto, e secondo me questo nei momenti più difficili è stato un elemento importante, perché poi essere così legati alla squadra della tua città può essere un problema quando le pressioni aumentano, però anche un vantaggio quando poi devi tirarti fuori con le unghie e con i denti nei momenti più difficili di una lunga stagione come è quella del campionato di Serie C. E poi devo essere sincero, sai, reagire a un esonero, far capire forse secondo me anche alla società che era arrivato il momento di ritornare sui propri passi e richiamare Greco, perché questo, non lo so, è il mio punto di vista, lo spogliatoio ci ha messo del suo a far capire alla società che era il momento di ritornare con Alfonso Greco e di mettere da parte il capitolo Sottili, e anche quando il gruppo vuol dire che ha sposato la causa e non sta pensando solo a salvare se stesso ma a salvare la squadra. Assolutamente sì. Andiamocelo a sentire allora Gigi Scotto in sala stampa, cuore di capitano. Non diciamo quello che è stato detto prima della conferenza stampa, resta tra noi, che tra noi pochi intimi che eravamo lì, spenti. Esatto, però si lamentava del fatto che i tifosi le avessero portato via tutto. E ho detto tutto. Andiamo a sentire le parole di Gigi Scotto.
Sì, dai, è un finale bellissimo, un'annata davvero difficile per me. Ora ci sarà il tempo per riposare e sperare di rientrare al massimo. Ringrazio i miei compagni perché ho stretto i denti, a volte non ho potuto essere in campo, hanno rispettato la verità, il mio infortunio, mi hanno sempre aiutato, quindi questa salvezza è una salvezza di gruppo, soprattutto di chi ha giocato meno, perché veramente il livello degli allenamenti è sempre stato alto, anche grazie a chi magari non è andato in prima linea, ecco, però ha sempre dato un suo grande contributo e questa è una salvezza bellissima per Sassari e per tutti noi. Ma sì, onestamente stavo pensando solo alla salvezza. È normale che poi quando loro hanno fatto il gol ci siamo un po' spaventati e quindi io per primo ho cercato di mettermi dietro la linea della palla e non doveva passare nessun pallone, ecco, quindi con Scappo stavamo facendo un gran lavoro, prima abbiamo fatto con Diacchi. L'importante era salvarci perché non dimentichiamoci che questa squadra è stata costruita all'ultimo, durante l'anno ci sono stati tanti infortuni, secondo me il valore di questa squadra era molto più alto, però poi è uscita fuori perché in queste ultime 5 partite abbiamo fatto perdere il quarto posto a Ancona, Carrarese, Gubbio, e abbiamo giocato con la Fermana, abbiamo giocato col Fiorenzuola che era in piena corsa playoff, quindi nessuno ci ha messo sotto. Io da spettatore, come gli dicevo a loro, ero uno spettatore fino a pochi mesi fa, ho visto sempre una squadra che non è stata messa sotto e niente, costruiamo, adesso c'è tempo per programmare il futuro, ma questa Torres può veramente dire la sua in questa categoria. Ecco Roby, la centralità di Gigi Scotto in questa salvezza della Torres, perché uno potrebbe dire sì vabbè ma era fuori da aprile dell'anno scorso, no, ma in realtà al di là delle parole da capitano vero oggi, ma anche nelle partite precedenti avute appunto da Gigi Scotto, il ritorno di Greco, ma anche il ritorno di Scotto in maniera attiva e non soltanto da gregario, come ha detto, è stato fondamentale. Assolutamente sì, Gigi Scotto ha 3 attributi, per usare le parole di Alfonso Greco. Tra l'altro Gigi Scotto protagonista anche di alcuni assist molto importanti per questa corsa salvezza dei rossoblù. È mancato davvero solo il gol, come diceva lui in conferenza stampa, per legittimare quella che era stata la... avevo sentito anche i cori, però ragazzi non ci possiamo fare niente, c'è uno stadio che festeggia la salvezza, il Vannissan qua sotto, se apriamo è uno stadio se solleviamo la mattonella che ha visto di tutto, si può dire così, quindi, sì. quindi gli spazi sono quelli che sono. Detto questo, Gigi Scotto fondamentale, ti dico proprio di sì, anche perché sai, Scappini è un giocatore d'esperienza molto importante, Diakité è un trascinatore silenzioso, forse mancava nel periodo più difficile quell'anima che è anche un po' guascona, un po' di carisma che serviva a questa Torres. Quando è tornato Scotto, secondo me ha dato una grossa mano a livello proprio di umore, di fiducia ai suoi. La famosa sana ignoranza di cui parla spesso Gigi, Bravo. Anche ai nostri microfoni più di una volta ha utilizzato proprio questa terminologia, diciamo così. Scotto, abbiamo parlato con Giancarlo Lizzai, Pierpaolo Garau, che sentiremo anche adesso un estratto della sua intervista, ma anche Werther Carboni, lo dicevamo prima, c'è anche questo omaggio a uno dei, a modo suo, dei senatori comunque, certo. Perché nonostante la giovane età, però uno dei sassaresi che dopo aver girato Sardegna e anche un po' da altre parti, insomma, altre piazze appunto per fare il portiere, torna a Sassari e vive una stagione da terzo portiere senza avere mai la possibilità di scendere in campo, eppure mai una polemica, sì, mai una parola fuori posto, e oggi si è goduto il suo debutto. Se vogliamo, neanche Werther non ha mai rotto le scatole, come si può dire, a gennaio, no? Per essere mandato via, per farsi minuti. Ha preso questa stagione come un'opportunità di fare un giro di giostra tra i professionisti, anche se da terzo, con la squadra della sua città. Io credo che quella manciata di minuti finali, oltre a certificare l'ingresso in campo di tutti della rosa della Torres, sia servito anche a lui come premio per aver fatto comunque una stagione. Sai, l'ha detto Gigi nella conferenza stampa, quando è una squadra che va tutta verso una direzione,
anche chi gioca meno aiuta in allenamento, e credo di Bertel Carboni per la squadra di portieri che ha cambiato, perché poi c'è stato Salvato, a un certo punto Garau, poi è tornato Salvato, poi di nuovo Garau a chiudere la stagione, che poi tra un po' ascolteremo. Avere un terzo che ti dà fiducia, ti aiuta in allenamenti, non rompe appunto le scatole durante la settimana è molto importante. Andiamola a sentire allora Pierpaolo Garau, portiere 39enne, bandiera, come quelle che abbiamo dietro. Esatto, diciamo. di questa Torres, nel post partita ai nostri microfoni. Sì, siamo contentissimi. Ci è voluto un po' quest'anno per arrivare a questo momento. Anche noi abbiamo le nostre colpe, però alla fine oggi deve essere una giornata di festa perché si è mantenuta la categoria ed era la cosa più importante per tutti, per la società, noi giocatori, staff, la città intera, i tifosi. Oggi al Vanissana c'era di nuovo una grande cornice di pubblico che ci ha accompagnato tutto l'anno, quindi io sono contentissimo da sassarese perché la città si merita la categoria e guardare con fiducia al futuro. Sì, io sono contentissimo. Il mio ruolo qua è sempre stato ben preciso. Sapevo che Alessio partiva come portiere titolare e io dovevo dare una mano insieme a Carboni. Abbiamo creato un ottimo gruppo lavoro dei portieri grazie al nostro preparatore Salvatore Pinna. Niente, la soddisfazione più grande per me, a parte la categoria, vestire questa maglia che non sto a spiegarvi lì per un sassarese cosa voglia dire, la soddisfazione più grande è quella proprio, essere stato pronto nei momenti che serviva. Sicuramente non sarò un top player della categoria, però sono contento che ho dato il mio contributo e che mi sono fatto trovare pronto, ecco. Ma guarda, la verità, poi in queste partite entri in campo che vuoi solo vincere e poi arrivano notizie, quindi sono emozioni che si accavallano una sull'altra. A un certo punto ci è arrivata anche la notizia che il Cesena era passato in vantaggio, quindi ti dico la verità, dopo l'annata che abbiamo passato va bene così. Insomma, abbiamo sentito anche le parole, cos'è questa esplosione? Non di gioia, Non di gioia, non lo sappiamo. Era un tubo quello. Però insomma, menzione d'onore particolare nelle parole di Pierpaolo Garau a Salvatore Pinna, che credo che Torre Pinna neanche l'arbitro oramai lo chiami così all'appello. No, credo che più nessuno ormai lo chiami Salvatore, però comunque sia, per rispetto Pierpaolo Garau. Si è stupito anche Torre, sì, assolutamente. Tra l'altro, però era giusto anche tributare i meriti sempre all'interno di questa appunto questo omaggio, ecco, a Sassari in generale attraverso tutti i suoi protagonisti. Chiudiamo questo omaggio sassarese, come si suol dire, con Andrea Colombino, parole del direttore sportivo. Altre parole importanti secondo me, Sì, quelle del direttore, sì. anche in ottica futura, perché poi giustamente oggi c'è una serata per festeggiare, però poi c'era da programmare, perché è un passaggio che forse non c'era in video, ma trovate nella conferenza stampa integrale sul nostro sito, la troverete poi sicuramente domani in zona mista. Questa sarà la prima estate per il gruppo Abinsula per programmare in maniera tranquilla, l'abbiamo detto più e più volte. Anche se tranquillo con Sassari e Sassari, Torres, esatto, la è vedo un difficile, ossimoro, esatto. Un'estate vista tranquilla, l'esperienza. un'estate tranquilla, Sassari è un ossimoro, soprattutto guardando le Un'estate meno esasperata delle altre, diciamo. meno frenetica, Ecco, ci meno può stare, però siccome ci sono delle parole importanti, quindi andiamoci ad ascoltare. Andrea Colombino. Per me non c'è problema. Sicuramente è stata complicata perché fino al 4 di agosto non avevamo la certezza di fare questo campionato, allo stesso tempo non potevamo lasciar fuggire i giocatori che avevano contribuito a vincere la finale playoff. È stato un lavoro complicato, ecco. Poi ovviamente il mercato chiudeva il 1° di settembre, i mezzi a disposizione erano quelli che erano, quindi si è cercato di fare il massimo con i mezzi a disposizione. Ovviamente sono tutti errori che si fanno in buona fede e ovviamente l'esperienza ci insegna a non ricommettere gli stessi errori. Poi gli acquisti si possono sempre sbagliare. Noi siamo andati a prendere dei giocatori, ripeto, in base alle nostre possibilità, e quindi magari qualcuno arrivava da stagioni fortunate e quindi
faceva il caso nostro, perché si poteva rilanciare, era nelle nostre capacità. Niente, abbiamo cercato di assemblare giocatori, ben 15 debuttanti in Lega Pro, perché non è neanche una cosa scontata. Cioè, quando le risorse non sono illimitate è necessario dare spazio alle idee, alle intuizioni, però poi bisogna anche avere la pazienza di aspettare magari alcuni giocatori appunto esordienti. Molto spesso abbiamo giocato con tanti reduci dalla passata stagione, quindi sono soddisfatto di questo obiettivo. Bisogna vedere se ripartirà prima di tutto da Andrea Colombino, poi vediamo tutto il resto, no? Cioè, nel senso, io non posso sapere quali saranno i programmi oggi, godiamoci questa salvezza e poi sicuramente avremo modo di parlare tutti quanti. Sicuramente si riparte da un anno di esperienza in una categoria che è stato formativo per tutti, me compreso, e credo anche che si possa partire da basi diverse, però insomma chi vivrà vedrà. Nel frattempo aggiorniamo, siamo tornati alle canzoni Sassaresi, Sì, sotto esatto. dopo l'Enclave, esatto, Battisti, Equipa 84, distruzione di tubi, ora esatto. invece Adesso si è tornati alle canzoni. forse erano i Marta sui tubi, non lo so. Può essere, tra l'altro i tubi, anche i rumori che sono sentiti durante la conferenza del direttore Colombino, che con un aplomb veramente anglosassone ha un signore. Sì, un signore. Detto questo, particolare, no, il passaggio soprattutto sugli errori che ci possono stare, la domanda è stata quella appunto fatta da noi giornalisti brutti e cattivi su come può imparare la Torres da questa stagione, no? L'esonero forse prematuro, poi forse lo possiamo togliere vista il raggiungimento della salvezza proprio con Sogreco in panchina, alcune scelte estive, pensiamo a Luppi, pensiamo a Suciu, esatto, gli veniva a Scappini che invece è stata una grande scelta, meno male che è stata però fatta. c'era il buon Sergiu Suciu, detto questo, sono dei giocatori sbagliati. Lì forse c'ha più alibi la società, perché non era facile andare a prendere dei giocatori così in poco tempo che accettassero la possibilità anche di dover poi ricercare squadra in caso di mancato ripescaggio, però sono tutte fieno in cascina da mettere per la prossima stagione. Assolutamente sì. Allora, come si chiude la stagione della Torres? Anche per chiudere un po' il discorso Con un amichevole. Torres, esatto, con un amichevole cittadina, il derby contro il Latte Dolce. Giovedì. Esatto, per festeggiare il ritorno in Serie D della squadra allenata da Mauro Giorico, che abbiamo ricordato settimana scorsa, insomma, per chi Abbiamo ci intervistato segue. in settimana Mauro po' Giorico, tutti. Vittorio Tossi, insomma tutto il gruppo della squadra Latte Dolce. Esatto, e giovedì si chiude quindi questa stagione con l'amichevole tutta sassarese. Chissà che non sia anche un'occasione per parlare di già calciomercato, perché secondo me può qualche essere, giocatore, sì, qualche sì. giovane della Torres potrebbe anche andare Sì, l'anno sì. prossimo in Serie D. Certo, il ritorno in Serie D di una squadra comunque legata per tanti anni alla Torres, non solo per il discorso del settore giovanile, come dire, facilita anche certo, questo tipo di discorso. Va bene, chiudiamo l'ampia pagina dovuta chiaramente alla salvezza della Torres. Torniamo indietro sulla scaletta, no? Quindi Torniamo a una su quello scaletta che facciamo. normale, Esatto. va bene che è l'ultima puntata, Su però quello che facciamo di solito tendenzialmente. Cioè, anche a guardiamo i livello di risultati. scaletta. Esatto, andiamo a vedere prima di tutto i risultati di questa Serie C, di questa 38esima e ultima giornata. L'1-1 finalmente un po' di stanchezza c'era per questa un po' Serie si C. può dire, anche perché la Serie C, a differenza magari di Serie B e Serie D, ha avuto molti appuntamenti ravvicinati dovuti anche al discorso playoff, che è molto più lunga la fase dei playoff in Serie C rispetto a Serie B e Serie D, per cui chiaramente abbiamo faticato. Siamo arrivati stanchi. Siamo anche contenti noi. ma stanchi, questo va detto. Quindi dicevamo il 2-0 poi dell'Olbia, la sconfitta in casa della Lucchese, la vittoria del Cesena per 0-1 contro l'Alessandria, 1-1 tra Ponte del Regubbio, 4-0 roboante della Recanatese nel derby marchigiano contro l'Ancona,
2-2 tra Reggiana e Imolese, 1-1 tra Rimini e Montevarchi, 1-0 tra San Donato, Tavernelle e Fiorenzuola, vittoria importante della Virtus Entella per 1-2 in casa del Siena, e poi questa vittoria della Vispesaro per 1-0 in casa sulla Carrarese, questa Vispesaro spauracchio. Meno male il Cesena ha fatto il suo contro la Vis nel turno precedente, perché la Vispesaro veramente è arrivata in maniera arcigna e soprattutto aveva tutti gli scontri diretti a favore, soprattutto del Sardo. Sì, soprattutto contro Torres e Olbia, quindi questo è la cosa che appunto, meno male appunto che il Cesena ha fatto il suo dovere una settimana fa. Andiamo a vedere la classifica definitiva a questo punto della Serie C, con la Reggiana che chiude in testa con 81 punti davanti a Cesena e Virtus Entella, più 2 per gli emiliani di Aimodiana che hanno festeggiato già una settimana fa la promozione in Serie B, 62 Carrarese, 61 Gubbio, 60 per il Pontedera del nostro amico Max Canzi. Ci spostiamo a destra come sempre, 41 per Olbia, Fiorenzuola e Torres, classifica avulsa che premia in questo modo l'Olbia con la Torres, che quindi è 15esima, non 14esima come avevamo scritto inizialmente nel nostro live, a caldo, quindi nei momenti finali del match. Play out che saranno tra Vispesaro Imolese e Alessandria e San Donato Tavernelle, mentre era già retrocessa ufficialmente il Montevarchi già la settimana scorsa. Questo i cartelli definitivi appunto della serie. Forse perché ci sono comunque sia delle penalizzazioni per Imolese e Siena al momento ancora pendenti, quindi forse assolutamente. Andiamo ad aprire il discorso Olbia per restare appunto in Serie C. Un Olbia che è vero ha perso oggi la sua sfida contro la Lucchese, tra l'altro Chiusi aveva messo praticamente tutti i migliori dall'inizio, però Daniele Ragazzo, perché gli sono bastati i 19 gol che si è portato in bottino per questa stagione, ed è il capocannoniere del girone B, e noi siamo molto molto contenti, non come erroneamente era stato scritto in settimana anche da alcuni colleghi, capocannoniere della C, perché Iemmello anche oggi ha segnato, inarrivabile, lo ha battuto anche. Era 27 prima dell'inizio della diretta, quindi non so se sia ancora... Perché sta ancora andando avanti a Catanzaro, c'è tipo un recupero di 6 ore. Stava perdendo il Catanzaro, ma ovviamente il gol l'aveva fatto Iemmello. Il 140esimo gol del Catanzaro in questo campionato, però Iemmello è inarrivabile, lo ha battuto anche nei Bomber del 2023, ma Ragazzo si consolerà con il titolo di capocannoniere della Girone B. Assolutamente sì. Andiamoceli a vedere comunque gli highlights di questa Lucchese Olbia decisa dalla doppietta di Ravasio.
Un ragazzo che ci teneva a chiudere con cifra tonda. 20 è meglio che 19, secondo me. E direi assolutamente di sì. Per Daniele Ragazzi abbiamo visto queste immagini, Roby, una partita di fine stagione per due squadre che più o meno avevano poco da chiedere. Sì, la Lucchese ha già la testa verso i playoff, poteva giusto magari arrivarci con lo spirito giusto, come direbbe Piero Bucchi, rimbalzando, perché a Bucchi piace così, non per la sua Dinamo, visto che ha già perso a Bologna, poi ne parleremo. Ovviamente contro la Virtus non era facile, il risultato finito qualche minuto fa, una mezz'oretta fa. Detto questo, un Olbia di fine stagione, però sai anche arrivarci con questa tranquillità una giornata dal termine in un girone così equilibrato è tanta roba. Sì, tra l'altro ormai vedo che tutti festeggiano come Cristiano Ronaldo, anche Sulev del Gol di Primavera oggi ha festeggiato così, diciamo CR Ravasio. Esatto, CR91, non so come si chiami Ravasio di nome, però l'R ci potrebbe anche stare effettivamente nella sigla. Come vediamo appunto l'Olbia che ha cercato in tutti i modi col suo attaccante principale, appunto ragazzo, di fare male comunque alla Lucchese, ma anche in questo caso da Alessandria. Se da Alessandria giungevano notizie positive per la Torres col Cesena che vinceva, la notizia positiva per l'Olbia era il cartellino rosso a corazza davanti del Cesena, che non ha segnato di fatto. Oggi si è fermata a quota 18, a Rimini ha segnato un gol Santini, si è fermata a quota 16 e quindi appunto il ragazzo ha potuto festeggiare poi questo titolo di capocannoniere abbastanza particolare, visto l'inizio del campionato. Ce l'ha detto lo stesso Daniele nella tua bella intervista di qualche giorno fa, e quindi alla fine questo 2-0 toglie poco, direi, alla stagione dell'Olbia, anche perché poi la Lucchese doveva cercare di vincere per mantenere la posizione, perché non poteva andare, però poteva perdere la sua posizione. Esatto, e quindi insomma in qualche modo tutti contenti. Era andata così, tutti hanno avuto qualcosa da festeggiare. Sentiamo le parole di Roberto Chiuzzi nel post partita del Porta Elisa, ancora una volta sul suo futuro, insomma, che un po' di dribbling. Sì, andiamo. Il valore dei punti, anche pochi, nel girone d'andata, in situazioni molto delicate, dove noi non abbiamo mai fatto uscire quello che attraversava in quel momento la squadra. Abbiamo tenuto botta, abbiamo cercato di raccogliere il più possibile nel momento di difficoltà e poi il lavoro esce fuori, con l'aiuto, la pazienza della società, l'aiuto di un gruppo importante, l'aiuto la competenza di una società, la famiglia, il gruppo che ho trovato e l'accoglienza della città, che è stata comunque sempre al nostro fianco. E quindi i nostri tifosi sono stati sempre a fianco, ci hanno semplicemente contestato nel modo giusto una sola volta, cercando di dire di lottare alla fine, ma questa squadra ha sempre lottato, quindi penso che poi alla fine i punti si sommano tra andata e ritorno. È normale che 26 punti di girone di ritorno è un campionato importante, un campionato da girone di ritorno da squadra da playoff, e quindi questo mi rende orgoglioso, perché è uscito fuori tutto il lavoro e ha valorizzato gli elementi di punta di questa squadra, sono tanti, come Daniele Ragazzo, che è uno spettacolo vederlo giocare. Credo che anche oggi l'avete apprezzato voi, lo apprezza tutta Italia. Sentendo le parole di Occhiuzzi e avendo sentito anche quelle di Gigi Scotto e quelle di Alfonso Greco, forse per alcuni versi avrebbero voluto continuare a giocare a qualche altra partita, no? C'è lo stesso Occhiuzzi, perché è riuscito a trovare un po' il bandolo della matassa soltanto nel 2023. Greco è tornato soltanto negli ultimi mesi. Greco secondo me vorrebbe tornare indietro con la macchina del tempo per giocarle, quelle in cui lui non c'era. Occhiuzzi giustamente vorrebbe aver trovato prima, no, la quadra di questa sua squadra, e Gigi vorrebbe iniziare adesso la stagione. Secondo me se domani dicono guarda che domenica inizia un nuovo campionato, Gigi firma in questo momento, perché ha molta voglia di giocare ora che sta meglio, no, fisicamente. Io credo che le squadre sarde abbiano attraversato dei periodi di slancio e letargo, molto più lungo quello del letargo iniziale dell'Olbia. La Torres invece secondo me era partita anche bene, perché con 2 sconfitte, è vero, in casa contro il San Donato Tavarnelli alla seconda giornata e la prima invece in trasferta a Chiavari contro la Virtus Entella, però poi aveva iniziato a carburare 10 risultati in fila,
che ti ricorderai avevano anche iniziato a far parlare Udassi di playoff, di Sì. Akite, da noi in trasmissione aveva detto noi un pensierino anche alla zona calda a salire lo facciamo, non solo a quella dei play-out, anche se l'obiettivo resta la salvezza. Sai, poi però lì non devi reggerla anche la pressione di sognare in grande, mentre l'Olbia voleva sognare in grande e forse aveva chiesto troppo a se stessa troppo presto, invece poi ci è arrivata a poter sognare in grande, ma il campionato era finito. Va bene, chiudiamo per l'ultima volta in questa annata della Domenica 131 il discorso sulla Serie C. Non abbiamo il prossimo turno, visto che si è Non c'è. conclusa. Però posso ipotizzarlo, non lo so. Esatto. L'anno prossimo si inizia col derby. Non sarebbe Potrebbe male. essere Sarebbe divertente. interessante assolutamente. Scendiamo come sempre di un gradino, andiamo a vedere cosa è successo in Serie D nel girone Detto G. perché di solito c'è la Coppa Italia, non perché sono un indovino. Però quest'anno la Coppa Italia è andata avanti. Però per questi l'hanno fatta... slittamenti. Vabbè, vedremo cosa ci regalerà la prossima stagione. Non farmici pensare adesso che è appena finita, ti prego. Andiamo a vedere cosa è successo invece in Serie D. Giornata assolutamente positiva per le sarde, 3 vittorie e una sola sconfitta. Iniziamo ovviamente dal 3-0 roboante dell'Arzachena che schianta la Palmese nel derby playoff del Pirina, sconfitta pesante per l'Atletico Uri in casa contro il Sorrento per 1-0. Stesso risultato, ma che arride alla Costa Orientale Sala di Francesco Loi contro il Cassino, un altro scontro molto, molto duro per i giallo-blu. Vittoria con lo stesso risultato, ancora una volta, per Ilva Maddalena di Aldo Gardini, oggi squalificato, gol di Hernan Altolaghirre, che è servito per battere il Tivoli per 1-0. Poi ancora gli altri risultati, 1-2, incredibile, la crisi della Casertana in casa contro l'Angri, 1-1 anche tra Lupa Frascati e Paganese, con la capolista che vedremo, questo pareggino è davvero fondamentale per restare in vetta alla classifica. 1-0 vittoria del Pomezia sulla Aprilia, 3-1 del Monterotondo sul Nola, stesso risultato ma a campi invertiti tra Visartena e Portici. Per la 32esima giornata, diciamo prima, ne mancano soltanto 2 sì. alla fine della stagione regolare. Questa la classifica. Paganese in testa a quota 65 punti, Sorrento che insegue a un punto di distanza, 55 per Casertana, 51 per l'Arzachena, che chissà se non avesse 2 perso... punti per i playoff matematici, Sì, per l'Arzachena. se non avesse perso qualche punticino per strada, insomma. Comunque 51, quarto posto per i ragazzi di Marco Nappi, 47 per Lupa Frascatti, 46 per Palmese e Cassino, 41 Monterotondo, 40 Costa Orientale Sarda, 39 Visartena e Angri, 38 Tivoli, 37 Portice e Ilva Maddalena, 36 Atletico Uri, 35 Pomezia, 32 Nola e 30 Aprilia. Perché abbiamo detto tutti i risultati, tutti i punti? Perché è un campionato molto equilibrato. Cioè, io non vorrei essere nella lotta a salvezza di questo girone, perché veramente quest'anno è devastante. è una cosa incredibile. Ci sono tipo 12 squadre che possono Poi retrocedere. se ti ricordi in 2 l'anno giornate. scorso era stata una lotta vincente fino all'ultimo, ma con pochissimi punti, cioè con le squadre che perdevano tutte. Invece Esatto, quest'anno invece davvero con 40 punti rischi di retrocedere, di andare ai Davvero play-out sicuramente. qualcosa di incredibile, anche perché in play-out ora ci sono Ilva Maddalena e Atletico Uri e insomma non va bene, anche perché credo che in questo momento sarebbe derby, se non sbaglio, andando a rivedere la classifica dovrebbe essere derby. Sì, potrebbe essere, sì. Nel play-out. Comunque, insomma, abbiamo i gol del 3-0 dell'Arzachena in casa contro la Palmese, tra l'altro curiosamente gli stessi autori dei gol della domenica scorsa contro l'Aprilia, solamente in ordine diverso, quindi vediamoci i 3 gol con cui l'Arzachena di Marco Nappi oggi ha battuto la Palmese. Per chiudere
in chiusura. Abbiamo visto i bei 3 gol, direi, dell'Arzachena, che arriva, Roby, a questo finale di campionato al massimo delle sue possibilità e potenzialità. Faccio mea culpa, perché a un certo punto pensavo che l'Arzachena potesse non arrivare così in fondo a lottare per i playoff, perché sembrava una squadra che si fosse un po' persa, invece è stato bravo Nappi e il suo staff a rimetterla in carreggiata nel momento giusto. Va anche detto una cosa, a onore di Nappi, che lo ha sempre detto: datemi i miei giocatori e vedrete. Effettivamente c'è stata un'ecatombe di giocatori importanti, soprattutto in attacco, per l'Arzachena verso la fine del girone d'andata, fondamentalmente, che aveva fatto rallentare appunto la corsa dei galluresi, anche perché se no. E in più va anche detto che datemi Olmeo e vi porterò ai playoff, perché è tornato davvero Olmeo talismeo. Vabbè, va detto che però io in realtà avevo fatto 3 partite di fila dell'Arzachena, 9 punti, quindi continua in qualche modo anche questa buona sorte nei confronti dei galluresi. Andiamo a sentire le parole di Morano Nappi, vice, nonché fratello di Marco Nappi, nonché controfigura nei film d'azione girati da Marco Nappi durante la sua questo è il meme di domani, ovviamente. Esatto, assolutamente. Stiamo Morano Nappi. Non abbiamo voluto fare l'errore dell'Angri contro l'Angri, perché sul 3-0 abbiamo rischiato anche di pareggiare la partita. Quindi ce lo siamo detti negli spogliatoi, da stare attenti, continuare a giocare soprattutto e non chiuderci dietro, perché non c'era nulla da difendere. Abbiamo continuato a giocare, stare alti, magari non sono arrivate tantissime occasioni, però abbiamo gestito in tranquillità, senza credo subire nulla poi dalla Palmese. Ecco. Siamo riusciti a fare 4 vittorie consecutive. Ripeto, era tanto che non avevamo questo filotto continuo, stiamo lì, cercheremo di andare a Nola e l'ultima con l'Ilva sempre alla ricerca della vittoria, per poi andarsi a giocare i playoff, come ho detto prima, cercando anche di vincerli a questo punto, perché abbiamo giocato con tutte e diciamo non abbiamo mai sofferto le altre squadre, quindi andremo ovunque ci sarà di andare e lotteremo fino alla fine. Insomma. Sartore lo conosciamo, per noi è stato quasi sempre fondamentale, purtroppo ci è mancato quando è stato infortunato, però piano piano è riuscito a ritornare in forma e ci dà una grossa mano. Di Corrado è un giovane che si sta mettendo in luce e sta facendo bene domenica dopo domenica. Ecco, va detto di Morano Nappi, nonché fratello appunto di Marco, ottimo chef a quanto pare, poi soprattutto una statua per la pazienza, anche. Esatto. Immaginiamo dover contenere in panchina non è semplice, il fratello, non è semplice. Lui è molto posato, l'avete visto anche nell'intervista, invece Mister Nappi, Marco, lo sappiamo, è un po' meno, salutiamo ovviamente anche Mister Nappi. Andiamo a sentire anche le parole di Antonio Carta, vice di Francesco Loi, quindi Costa Orientale Sarda. Bella vittoria oggi in casa del Cassino, un'altra di quelle vittorie fondamentali per potersi allontanare il più possibile dalla salvezza, anche se comunque anche il COS dovrà continuare a correre nelle ultime 2 partite e non avrà la possibilità di rallentare, un po' come la Zacchena che all'ultima partita affronta l'Ilva e attenzione. Ed è una gara mai banale quella. Attenzione. Ti dico ancora di più, anche se la Zacchena facesse i punti da playoff nel prossimo turno, quindi potrebbe anche regalare, tra virgolette, il derby all'Ilva, non glielo regalerà mai, non credo, perché uno è sentitissimo, 2 all'andata, c'è da restituire la vendetta di quel derby vinto dall'Ilva. Sì, assolutamente sì. Andiamo a sentire allora Antonio Carta. È stata una partita dove se poi arrivava il pareggio non aveva rubato niente né il COS né il Cassino. È stata una partita decisa dagli episodi, ma queste partite quando sono tirate così vengono sempre decise dagli episodi, per cui questa volta per fortuna l'episodio è venuto a nostro favore, quindi siamo riusciti a portare a casa l'intera posta, che per noi è veramente una boccata d'ossigeno visto la precarietà della nostra classifica. D'altro canto anche loro si giocavano tantissimo, perché insomma siamo in piena corsa per i playoff. Sapevamo tutta la settimana che qua sarebbe stata una battaglia, siamo stati bravi, come ha detto lei,
tenere l'ordine nel secondo tempo e essere cinici nell'occasione che ci è capitata. Ad onor del vero ci è capitata anche un po' prima l'occasione per poterci portare in vantaggio, molto più nitida rispetto a quella che abbiamo poi concretizzato, però il calcio è fatto così, insomma. Noi abbiamo una gran partita, una partita a mio avviso importantissima, che è quella di domenica prossima in casa col Tivoli, che pensavamo oggi ci potesse dare una mano vincendo e dandosi una mano anche lei, insomma tirandosi fuori dalla lotta, e invece al momento mi risulta ancora che stia perdendo in casa, non è ancora finita la partita, per cui c'è da attendere ancora gli sviluppi finali di questa giornata per trarre poi le conclusioni. Ecco, non soltanto sono Olmeo arrivati gli sviluppi finali comunque, perché il Tivoli poi ha perso. Esatto, assolutamente sì. Anche Mister Carta ha bel talismano comunque per le sorti della Costa Orientale Io ho sempre Sarda. la sua foto nel portafoglio. esatto. Andiamo a vedere il prossimo turno, penultima giornata del girone G di Serie D. Cosa ci aspetta? Beh, ci aspetta un Costa Orientale Sarda Tivoli che può sembrare banale, ma non lo è. Assolutamente. Poi l'Ilva Maddalena che ospita a Moneta la Visartena, trasferta complessa per l'Atletico Uri a Palma Campana contro la Palmese. Occhio, perché insomma abbiamo visto prima la classifica, l'Atletico Uri non è in una posizione invidiabile in questo momento, nonostante tanti punti, nonostante l'impegno e il bel gioco comunque da sempre prodotto dalla squadra di Massimiliano Pava. Nola Arzachena, anche questa è una trasferta pesante per i biancoverdi. Poi le altre: Aprilia Casertana, Casino Monterotondo, Paganese Pomezia, Portici Angri e poi soprattutto Sorrento Lupa Frascati, un'altra partita chiave in quota playoff. Chiudiamo il discorso sulla Serie D andando ad ascoltare anche un estratto delle parole di Matteo Battilana, allenatore del Cagliari Primavera, che oggi ad Seminello ha demolito l'Udinese per 5-1, davvero una grande prova dei giovani rossoblù, 4-0 al primo tempo, insomma davvero una bella vittoria in chiave salvezza per il duo Battilana-Pisacane. Sentiamo. Sicuramente è stata una partita difficile, molto, perché anche i primi 20 minuti della gara sono emerse anche le loro qualità di una squadra strutturata, ben messa in campo, e dopo il gol di Kawoti abbiamo avuto la bravura di prendere un po' di fiducia e continuare ad attaccare, da sottolineare anche secondo me l'atteggiamento nel secondo tempo di una squadra che voleva continuamente cercare di attaccare, che non si accontenta, e questa è la mentalità giusta. Dall'approccio della gara i ragazzi l'hanno sempre avuto positivo, nelle altre partite diciamo che abbiamo migliorato anche la nostra tempra nel fatto di tirar fuori più carattere ancora, per migliorare e recuperare anche un risultato che era sfavorevole. Questo è il frutto del lavoro che settimanalmente i ragazzi fanno, sempre concentrati, ogni settimana. Questo lo vediamo negli allenamenti e quindi il plauso va sempre a loro. Ecco, una vittoria importante per il Cagliari Primavera. Roby, dicevamo, al di là delle dimensioni di questa vittoria, di questo 5-1, però permette ai giovani rossoblù di respirare un po' di più, perché insomma l'ultima parte dell'era Filippi era un po'... Prego. C'era il padre di Michele Carboni, è un problema muscolare il suo, una distrazione pare che comunque sia di primo grado, e quella è la Speranza, al quadricipite femorale anteriore. È un infortunio comunque pesante per la Primavera. Sì. La speranza è che il prima possibile appunto Michele Carboni, uno dei principali giocatori, no, della Primavera di Battilana e Pisacane, possa tornare in campo. Va bene, chiudiamo il discorso calcio prima di chiudere, di salutare per questa annata della domenica 131, passaggio sulla Dinamo sconfitta a Bologna, sì, 86-69, un buon inizio comunque sia per i biancoblù, che sono rimasti in corsa fino all'ultimo, però poi nel finale la Virtus ha legittimato quella che è una superiorità sulla carta, perché sì, comunque a livello di uomini e quant'altro, però nell'ultimo periodo le due squadre stavano andando abbastanza in maniera simile, avanti in casa, qualche sconfitta in trasferta, la Dinamo che è imbattuta da 7 partite in casa e invece non riesce a vincere da 3 turni di fila in trasferta. Anche questo potrebbe essere in chiave miglior piazzamento, sì, un problema per la squadra dei Buchi. Assolutamente sì. Va bene ragazzi, noi chiudiamo questa puntata, siamo perfetti anche con l'orario, 20:58 e 36 secondi. Roby,
Vabbè, ovviamente È stato un non piacere, devo ringraziare dai. te perché questo si sa, è evidente. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito durante questa stagione, tutti coloro che hanno puntato anche su questa trasmissione, quindi iniziamo la Teleregione Live per questa sinergia che ha permesso lo streaming e la TV insieme. Grazie ai colleghi di Directa Sport, come sempre super puntuali anche per il discorso highlights per quanto riguarda la Serie D, grazie alle tutte le società, dalla Serie B alla Serie C, Serie D e basket, insomma davvero ci hanno dato una grandissima mano per far sì che questo programma potesse andare in onda. Grazie anche a tutti coloro che ci hanno ospitato, iniziando oggi dalla Torres, che davvero ci ha messo a disposizione la sua segreteria per questa diretta. Grazie agli operai, verrebbe da dire, senza ovviamente un discorso classista, siamo tutti in operai. 131 siamo tutti operai. Quindi iniziamo da noi, ma soprattutto anche tutta la squadra davvero di 131, tutti i giornalisti, i tecnici, quindi Marcello Mura in regia, Mario Sanna alle immagini, anche oggi davvero super prezioso. Grazie davvero a tutti per averci seguito in questa stagione. Ci vediamo già domani. Ci vediamo domani innanzitutto, ma soprattutto ci saranno tante piccole sorprese, a cominciare già da qualcosa sulla Serie C in casa Torres. Gigi Scotto, non dico altro. Buona serata a tutti, sigla! La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.